Torna dal 29 luglio al 5 agosto l'Aquileia Film Festival, giunto alla sua 16ª edizione, presentato nella sede della Regione Udine. Il festival è organizzato da Fondazione Aquileia in collaborazione con Archeologia Viva e Firenze Archeofilm. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Ogni sera i film in concorso verranno votati dal pubblico. Il tema scelto per quest'anno è Strati di memorie. Alla base l'idea che il tempo, come la terra, non cancella ma ricopre. Attraverso l'archeologia questi livelli vengono letti, scavati e interpretati. Il passato riemerge, si connette con il presente e dialoga con esso. Questa nuova edizione del Film Festival, evento iconico dell'archeologia raccontata al grande pubblico, mette in piena luce il ruolo di faro culturale della città nel panorama archeologico internazionale, ha evidenziato il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. Ogni civiltà lascia dietro di sé tracce che abbiamo il dovere di condividere e tramandare, sottolinea il presidente della Fondazione Aquileia, Roberto Corciulo, in forme comprensibili, inclusive e partecipate. Per questo motivo, annuncia Corciulo, l'Aquileia Film Festival da quest'anno sarà interamente accessibile, implementando l'esperienza dello streaming che ha consentito di raggiungere 16 paesi e 18.000 persone. In un luogo suggestivo, un festival che racconta delle cose, non solamente di Aquileia, ma dell'archeologia in genere e di quanto l'archeologia può dare. Sicuro, e la riprova è anche l'alta partecipazione che abbiamo ogni anno a questo Film Festival, perché solo lì seduti abbiamo più di 1.200 persone serata e da 3 anni abbiamo attivato il collegamento streaming dove abbiamo più tra i 16 e le 20.000 persone a seconda degli anni, e anche negli anni in cui abbiamo avuto tempo non bello siamo riusciti comunque ad andare in onda e permettere la visione a tutti dei film, quindi questo sicuramente è una riprova che è una nicchia che viene seguita e che piace. Presidente, nicchia che la tecnologia aiuta a dilatare. Lei ha parlato di streaming, però qua si parla anche di accessibilità spinta. Sì, questo poi è il dato di novità di quest'anno. Abbiamo reso accessibile tutti i film a tutte le persone con disabilità acustiche, di visione. Andremo a rendere accessibile i film, tutti i film, tutte le serate, e questo è un punto di onore perché siamo sicuramente uno dei primi festival in Europa con queste caratteristiche, e questo va comunque nel percorso, nel segno di quello che stiamo facendo ad Aquileia in generale. La Basilica è un progetto sull'accessibilità ormai da anni, noi come fondazione su tutte le attività di scavo, su tutte le attività di valorizzazione puntiamo molto sul tema dell'accessibilità. Così spiega Federico Spoletti, CEO di Sub-T Access, i criteri dell'accessibilità di questo festival che lo rendono unico in Europa. Tutti i film hanno i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche e l'audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti. Quello che in questo caso la persona cieca o ipovedente può scaricare sul proprio telefonino quella che si chiama audiodescrizione, che è un commento che poi si sincronizza automaticamente con l'audio che arriva dallo schermo e permette, attraverso gli auricolari del proprio telefonino, di ascoltare una voce che nelle pause di dialogo racconta quello che accade sullo schermo, quindi permette alla persona cieca di vivere l'esperienza della proiezione, e alla persona sorda può vedere i sottotitoli sull'immagine che hanno anche l'aggiunta delle informazioni aggiuntive riguardo suoni, rumori, l'identificazione della persona nel momento che parla, nel momento in cui non è inquadrata, e poi tutte le introduzioni, le conversazioni hanno anche la trascrizione in tempo reale, sempre fruibile attraverso smartphone oppure proiettabile. Adesso questa è una scelta che dovrà fare il festival. La tecnologia aiuta, però è ovvio che dietro ci sono delle persone che fanno la cosa. Audiodescrivere un film è complicato. Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva, intervenendo da remoto, ha detto: l'Aquileia Film Festival, dopo ben 16 anni ininterrotti di programmazione, si conferma un fiore all'occhiello del Friuli Venezia Giulia e come uno degli eventi culturali più importanti e partecipati d'Italia. Negli incontri del festival i temi saranno la condizione femminile nell'età romana, le missioni archeologiche in Iraq e in Turchia, gli straordinari reperti etruschi dello scavo di San Casciano dei Bagni e una conversazione con Corrado Augias. Per il Fuori Festival, riflettori sulla produzione Marco, l'ultima bandiera, che ricostruisce le vicende del nobile Marco, signore di Moruzzo, e una conversazione speciale che chiuderà il festival con il fumettista Francesco Tullio Altan. Il programma dei film in concorso è stato sintetizzato da Erika Zanon, responsabile promozione e comunicazione della Fondazione Aquileia. I film: si parte con il documentario sulle tracce del patrimonio, le ragioni dell'archeologia, e poi il documentario Salvare le creature, che ci porta nel cuore di Roma alla vigilia della guerra. Ancora il
documentari Il mondo perduto dei giardini pensili tra le rovine di Ninive e Il Libano segreto, i tesori di Biblos. E poi il documentario In carne e bronzo, il santuario di San Casciano dei Bagni, e il documentario Il volto di Alessandro sul restauro del celebre mosaico pompeiano. Fuori concorso il documentario Regina Viarum dedicato alla Via Appia, patrimonio UNESCO dall'anno scorso.